Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Aspettate, c'è mercato. Allora, come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andremo a parlare dei pronostici della seconda giornata di Serie A. Ovviamente, quando si andrà a concludere la giornata, che adesso non mi ricordo se domenica o lunedì, ehm, andrò a riprendere questi pronostici che mi sono segnato sul quadernino, eccolo qua. Ehm, e andrò a riprendere e andremo a vedere quali ho azzeccato e quali no. Allora, vai giù. Partiamo da Milan-Venezia che si ritorna a giocare di venerdì sera, ore 20:45. Milan-Venezia 1x. Il Venezia che metterà sicuramente dei bastoni tra le ruote al Milan, almeno da quanto spero, che tra l'altro è appena arrivata l'ufficialità di Raffaele Leao al Besiktas, no al Besiktas, scusate, come si chiama, al Galatasaray, ma vabbè. Poi abbiamo Fiorentina, Frosinone 1. La Fiorentina sicuramente vincerà col Frosinone. Poi abbiamo Monza Udinese, partita da X2, che secondo me il Monza deve prendere punti in classifica, ma ci sarà anche qualche possibilità di vincita della Fiorentina, del Monza, scusate, essendo il calciomercato che ha fatto rispetto all'Udinese. Però ci stanno anche buone possibilità che l'Udinese vinca. Poi passiamo al Sassuolo Torino, partita da X, anche se il Sassuolo vuole prendere i 3 punti, essendo che gioca in casa, il Sassuolo è molto forte in casa e secondo me quest'anno può fare bene. Poi Juve-Parma, partita che concluderà le partite di sabato, che se non sbaglio si giocherà alle 20:45, adesso non mi vorrei sbagliare. Secondo me uno secco per la Juve, anche se c'è da dire pure che il Parma, come il Venezia, può mettere i bastoni tra le ruote scusate, alla Juve. Però io vedo più una vittoria da parte della Juventus per 1-0. Napoli-Como, partita da 1x, quindi o vittoria o pareggio del Napoli. Io sarò domenica allo stadio alle ore 18, allo stadio di Armando Maradona, quindi come già vi ho detto in precedenza, chi si vuole fare una chiacchiera o una foto, mi trovate in curva B, anello inferiore. Poi Cagliari-Inter 2, partita che l'Inter stradominerà, anche se giocherà in casa del Cagliari, quindi un campo ostico, però secondo me la può vincere. Lazio-Genoa, Lazio che vuole prendere i 3 punti in casa contro il Genoa che ha fatto un ottimo mercato, però io vedo più una vittoria della Lazio. Lecce-Roma, penultima partita della seconda giornata di Serie A. E, secondo me ci sarà un X2, quindi un pareggio o una vittoria della Roma, anche se vedo meglio la vittoria della Roma. Poi come ultima partita che andrà a concludere questa giornata di Serie A, questa seconda giornata di Serie A, sarà Atalanta-Bologna. Io vedo il pareggio, però seguendo le news di calciomercato ci sta da dire anche che il Bologna può vincere di 1-0, 2-0. Poi se in caso di pareggio, secondo me si andrà a far gol da entrambe le parti, quindi sia dall'Atalanta che dal Bologna. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e di lasciare un bel commento su questi pronostici di Serie A. E mi raccomando, condividete anche il video. Ciao, ciao.